L'area dell'Alta Pianura Vicentina è una porzione di territorio molto importante dal punto di vista idrogeologico, in quanto sede di ricarica della falda sotterranea, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento idrico per la pianura veneta. L'Alta Pianura è costituita da un materasso alluvionale ghiaioso-sabbioso ad alta permeabilità, la cui profondità varia dai circa 200 metri fino agli oltre 400 metri ed è caratterizzata dalla presenza di un'unica falda che si estende dai rilievi fino alla zona delle risorgive. Essa alimenta le riserve idriche profonde verso sud, bassa pianura, interessate da importanti attività di prelievo per uso domestico, ma soprattutto per uso agricolo e industriale. Nella parte più meridionale si trova la zona delle risorgive o fontanili, in corrispondenza delle quali si ha la naturale fuoriuscita dalla falda sotterranea delle portate eccedenti. Queste acque emergenti contribuiscono alla creazione delle zone umide, aree di particolare bellezza ed importanza ecologica, come ad esempio la zona umida del bosco di Villaverla. A sud delle risorgive, la zona di accumulo è caratterizzata dalla presenza di vari strati argillosi che delimitano le falde in pressione e che danno luogo ad un complesso acquifero. Le falde artesiane in pressione più profonde costituiscono la più importante fonte di approvvigionamento a scopi acquedottistici. Il sistema idrogeologico sotterraneo è caratterizzato da flussi in entrata, zona di ricarica, e deflussi in uscita. I principali fattori naturali che alimentano il sistema idrogeologico sotterraneo e che quindi determinano la ricarica della falda sono essenzialmente le infiltrazioni di acqua provenienti dalle precipitazioni meteoriche, pioggia, grandine, neve, eccetera. Il processo di dispersione in alveo dai corsi d'acqua naturali, favorito dalla natura ghiaiosa del letto dei fiumi. Le infiltrazioni dalle acque irrigue, un altro fattore importante che interviene nel processo di ricarica degli acquiferi è quello dovuto all'acqua distribuita sul terreno dai sistemi di irrigazione, cioè la percolazione dell'acqua che si verifica attraverso le aree irrigate a scorrimento. Con l'irrigazione a scorrimento, le acque vengono distribuite attraverso canali a cielo aperto e privi di rivestimento, rogge, dotati di un fondo ad elevata permeabilità. In tal modo una parte importante dell'acqua si infiltra nel suolo e va ad alimentare la falda. Mentre i principali deflussi in uscita dal sistema sono caratterizzati dai prelievi artificiali ad uso acquedottistico, irriguo, industriale e privato. L'idea che sta alla base del progetto Aquor è nata una decina di anni fa nella provincia di Vicenza, nell'Alta Pianura, quando era ormai evidente che un elemento molto caratteristico di questo territorio, che sono le risorgive, aveva dei serissimi problemi. Si parlava allora di morte delle risorgive, cioè morte di quei punti in cui l'acqua delle falde sotterranee, in particolare della falda freatica, riemerge come troppo pieno in superficie. Ovviamente se stava venendo meno il punto in cui c'era un troppo pieno, voleva dire che il bilancio tra l'acqua che entrava all'interno della falda e l'acqua che usciva dalla falda si era modificato rispetto al passato e in sostanza c'era molta meno acqua che si infiltrava rispetto al passato. Una prima concausa era ovviamente il fatto che i prelievi, gli emungimenti dalla falda erano progressivamente andati crescendo negli anni 70, 80, 90 perché lo sviluppo industriale, urbano, la stessa agricoltura stava chiedendo più acqua e quindi anche a parità di pioggia un maggior prelievo dalla falda ovviamente stava portando ad una perdita di pressione delle falde. L'altra concausa chiaramente individuata era stata quella che l'abbassamento del letto dei corsi d'acqua principali, in particolare il vicino fiume Brenta, stava determinando un drenaggio. Il Brenta, abbassato
scavando la ghiaia, drenava le campagne circostanti e quindi portava via direttamente nel fiume quell'acqua che un tempo nasceva nelle risorgive. Una terza concausa, oggi la chiamiamo cambiamento climatico, già da molti anni ormai non piove più tanto e come anni fa, in particolare come. Più o meno abbiamo la stessa pioggia nel lungo periodo, però piogge molto più intense, quindi minori giornate di pioggia in cui piove di più. E se piove di più in minor tempo, una parte importante scorre via in superficie con i fiumi e non ha il tempo di infiltrarsi. E infine, non ultimo, era stato individuato una responsabilità specifica a carico dell'agricoltura che, reagendo alla minor disponibilità di acqua, realizzando degli impianti pluvio-irrigui, aveva eliminato dal territorio migliaia di chilometri di piccoli corsi d'acqua artificiali, canalette irrigue, che soprattutto nella zona di alta pianura correvano su terreni molto ghiaiosi e inevitabilmente perdevano l'acqua dal punto in cui questa veniva derivata dai fiumi principali al campo a cui doveva essere destinata. Queste 4 concause principali, assieme ad altre, non ultima ricordiamo l'impermeabilizzazione del suolo, cioè il fatto che per decenni abbiamo tolto progressivamente superficie ai campi che infiltravano molto bene e l'abbiamo sostituita con piazzali, tetti, superfici comunque pavimentate. Ecco, l'insieme di tutti questi fattori hanno fatto sì che il secolare, potremmo dire quasi millenario, ma meglio dire secolare equilibrio tra l'input e l'output della falda si sia rotto. E quindi, punto di domanda. E quindi qui qualcuno, molte amministrazioni, in vari centri di ricerca, ha cominciato a porsi la domanda: ma noi potremo riparare questo guasto che abbiamo creato negli ultimi anni? È dentro questa domanda che è nato il progetto Aquor. Il progetto Aquor nasce sostanzialmente come figlio di 2 progetti precedenti. Un primo progetto è stato pensato e realizzato dall'amministrazione provinciale di Vicenza, quindi era sembrato che la soluzione fosse quella di mettere in atto una serie di azioni di compensazione, alcune marcatamente ingegneristiche, altre invece più di tipo agronomico. Ecco, le AFI, le aree forestali di infiltrazione, una delle realizzazioni di cui il progetto Aquor si occupa, sono nate proprio come soluzione agronomica. La prima area che è stata veramente realizzata nell'anno 2007 in comune di Schiavon, e lì per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di cominciare a misurare, cioè l'idea, la simulazione, quanto era vicina alla realtà. Negli anni successivi molte altre idee sono state realizzate. Un primo progetto LIFE, di nome Life Trust, ha permesso poi di realizzare delle altre aree, sempre pilota e dimostrative, e poi finalmente col progetto Aquor si è detto: boh, adesso abbiamo un set, siamo un po' come l'idraulico che arriva con la cassettina degli attrezzi, adesso proviamo ad applicarli tutti quanti questi attrezzi, mettiamoli in fila uno vicino all'altro, andiamo a misurarli uno a uno e alla fine valutiamoli anche dal punto di vista del costo-beneficio, quanto mi costa, che beneficio mi dà. Ecco, questa è la logica con cui finalmente nell'anno 2011, sempre su iniziativa della provincia di Vicenza e con la collaborazione di un numero molto elevato di altri soggetti, penso Veneto Agricoltura, il Centro Idrico di Novoledo, 2 consorzi di bonifica, l'Alto Pianura Veneta e il Consorzio di Bonifica Brenta, 2 enti di gestione del ciclo dell'acqua, Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi. Ecco, tutto questo insieme di soggetti si sono messi insieme, si sono presentati a Bruxelles con una proposta sul programma LIFE che nel 2011 è stata premiata con un significativo finanziamento e ha permesso di realizzare finalmente un set molto ben articolato di interventi, in ognuno dei quali finalmente ricercatori di diverse università, di diversi centri di ricerca hanno potuto analizzare tutti gli aspetti che riguardano l'infiltrazione dell'acqua. Voglio però ricordare che parallelamente un altro progetto, questa volta invece
finanziato dalla Regione del Veneto. Il progetto Riduca Reflui, coordinato da Veneto Agricoltura, era andato ad analizzare un altro aspetto molto importante, che è quello relativo alla qualità delle acque che stiamo infiltrando, perché bene infiltrare l'acqua, ma dobbiamo essere sicuri che sia un'acqua di buona qualità, sia un'acqua quindi compatibile poi con, che alla fine, come si dice nel nostro dialetto, non sia peso il tacon del sbrego, perché infiltrare acqua non di buona qualità avrebbe creato grossi problemi. E con questo progetto, in un'area in comune di Tezze, sempre in collaborazione col Consorzio di Bonifica Brenta, abbiamo potuto fare delle analisi molto dettagliate di come funziona e cosa succede all'interno di un'AFI, e quindi come anche l'eventuale leggera contaminazione, per esempio da nitrati, che può essere tipica di un'acqua che scorre in campagna, venga invece affinata durante il processo di infiltrazione. Quindi abbiamo avuto, diciamo, la garanzia che l'operazione che stavamo facendo, molto efficace dal punto di vista quantitativo, potesse essere molto sicura dal punto di vista qualitativo, a patto ovviamente che abbiamo un'effettiva capacità di controllo sull'acqua che entra all'interno di uno di questi sistemi di infiltrazione. I processi artificiali di infiltrazione delle acque in falda. Il ripristino dell'equilibrio idrico delle falde dell'alta pianura può essere perseguito attraverso azioni per la ricarica artificiale degli acquiferi. Si tratta di soluzioni atte a favorire l'infiltrazione controllata in siti specificatamente deputati a questo e attivi in periodi di surplus idrico. Nell'ambito del progetto Aquor sono state valutate diverse ipotesi di tecniche per la ricarica delle falde, tra quelle note in letteratura e in parte già sperimentate nel territorio vicentino. Le principali tipologie sono aree forestali di infiltrazione, AFI. Si tratta di un sistema di ricarica che prevede la distribuzione delle acque nei mesi non irrigui all'interno di aree appositamente allestite con una rete di scoline e di diverse specie arboree e arbustive, messe a dimora in funzione della tipologia di impianto forestale da realizzare. Esse possono associare quindi all'azione di ricarica un'azione di depurazione effettuata dal filtro costituito dagli apparati radicali delle piante e dai microorganismi che vivono in simbiosi con le stesse. Pozzi di infiltrazione. Questa tecnica è particolarmente indicata quando si dispone di spazi ridotti di intervento, poco adatti quindi ad accogliere opere di ricarica di tipo estensivo, come le aree forestali di infiltrazione precedentemente descritte. In questo caso, infatti, il sistema di infiltrazione è caratterizzato da strutture verticali ad anelli forati del diametro di 2 metri, posti in opera fino ad una profondità di 4-6 metri. Trincee di infiltrazione. Questa tecnica consiste in vere e proprie trincee scavate artificialmente e riempite con materiali inerti ad elevata permeabilità. Al centro della trincea, immersi nel materiale drenante, si inseriscono uno o più tubi forati, detti tubi di infiltrazione, per garantire una regolare distribuzione delle acque lungo lo sviluppo della trincea. È poi opportuno posare in opera un geotessuto ai lati e sopra la trincea per evitare l'intasamento della stessa da parte delle particelle fini dilavate dagli strati confinanti di terreno. Campi di subinfiltrazione. Consistono nella posa di un reticolo di tubi forati sotto la parte agronomica del terreno, posati in piccole trincee riempite di materiale inerte e permeabile, in modo da permettere una facile percolazione delle acque. La tecnica permette di poter sfruttare terreni agricoli localizzati in aree idonee per la ricarica, ma che solitamente non vengono messi a disposizione dei proprietari per il valore agronomico della coltura in superficie. Se l'agricoltore desidera mantenere la coltura, dovrà solo attenersi ad alcune regole di corretta pratica agronomica per quanto riguarda la concimazione ed il diserbo. Per tutte le tecniche descritte, l'approvvigionamento di acqua viene realizzato tramite collegamento al corpo idrico donatore, tipicamente il reticolo irriguo esistente, con un sistema di adduzione regolato, tipicamente canalette o tubi presidiati da saracinesca.